Gentili amici del grande futsal, buon pomeriggio da Gabriele Papolla e benvenuti al Palapoli. Da qui seguiremo insieme la sfida tra femminile Molfetta e Women Roma, valida per la 9ª giornata del campionato di Serie A Tesis. Prima di iniziare diamo uno sguardo alle formazioni partendo dalla Roma: Sestari, Neroni, Ceccobelli, Tampa, Narcisi Farinelli, Bertè, Praticò, Lucentini, Vanelli, Acquafredda, Masini, l'allenatrice è Miss Celi Gagliardo. Gli arbitri dell'incontro: Ugo Ciccarelli di Napoli, Antonio Nappo di Ercolano al crono, Sergio De Gennaro della sezione di Molfetta. Risponde la femminile Molfetta con Sciannamea, Enrico Francese dell'Ernia, Pernazza, Luna La Torre, Caballero, Piccino, Calè, Vanessa Ginosa, l'allenatore mister Diego Iessi. Squadra in campo per il classico saluto prepartita. Women Roma seconda in classifica, -3 dal CMB capolista. CMB che sta vincendo 4-1 sul campo della kick-off nella gara iniziata alle ore 15. Roma che finora ha perso una sola partita, proprio quella in casa con il CMB per 4-6. Per il resto percorso netto per la formazione di Celi Gagliardo, reduce dal 3-1 interno al Montesilvano dopo la lunga sosta per il campionato del mondo che ha visto protagoniste alcune delle giocatrici della Roma: Bertè, Sestari e Vanelli con la maglia della nazionale azzurra. Lady Ann, Marcola, Tampa invece il mondiale l'ha vinto con la maglia del Brasile, segnando anche 3 gol nella competizione iridata che si è disputata nelle Filippine. Femminile Molfetta invece reduce dal KO di una settimana fa sul campo del CMB, ma una prestazione davvero coriacea della formazione biancorossa, che ha chiuso il primo tempo sull'1-1. Ha comunque disputato un'ottima gara contro la favorita indiscussa di questa Serie A. Sestari, Bertè, Narcisi, Praticò e Tampa il quintetto scelto dalla Roma. Dall'altra parte c'è Laura Sciannamea, c'è Andrea Luna, c'è Calè, c'è Marfil Enrico e c'è Arianna Piccino. Le scelte di mister Iessi e di Celi Gagliardo. Una senza testa nella Roma è out per infortunio Leti Martin Cortés, si è fatta male al ginocchio durante la sosta, durante un amichevole in Spagna con la maglia della Roma. Ovviamente a Leti Cortés l'augurio di rivederla al più presto sul parquet. In casa femminile Molfetta è assente per infortunio Nadia Boukaleb. Sarà del Molfetta il primo possesso con Enrico. Calè si allarga Sciannamea per ricevere, controlla il portiere del Molfetta, poi perde l'attimo per calciare, la mette in rimessa laterale. Palla persa dalla formazione biancorossa che adesso si risistema nella propria metà campo. Narcisi, Tampa, Bertè, non controlla, rimessa Molfetta. Piccino, Enrico, Luna cerca la palla nello spazio per Piccino che va a terra nel contrasto con Narcisi. Non c'è fallo secondo il signor Nappo. Piccino
non è d'accordo con la scelta dell'arbitro Campano. Rimessa laterale per la femminile Molfetta. Si allarga Shanamea per offrire una nuova linea di passaggio a Marfil Enrico. Riceve il portiere del Molfetta, all'indietro ancora Enrico. Larga Calais, palla per lei. Sulle sue tracce Bertè, palla ancora per Shanamea che non la può prendere. Pasticcio del Molfetta e rimessa laterale, anzi ovviamente calcio di punizione indiretto dal limite dell'area per la formazione giallorossa e il cambio di Seli Gagliardo. Fuori Narcisi, dentro una mancina, dentro Gabi Vanelli, non una mancina qualunque. Punizione in diretta, quindi ci sarà per forza un passaggio. Occhio al movimento di Tampa. Postata sul secondo palo, c'è Vanelli sul punto di battuta, Praticò sul primo palo invece. Bartè appostata a 1 metro dal distacco del rigore. Parte Vanelli, eccolo il blocco per Tampa. Piccino si immola e salva il Molfetta. Torna dentro Narcisi. Tampa, avanza lei, Luna sulle sue tracce, intercetta, ancora rimessa per la Roma. Dato via il primo minuto, 0-0 al Palapoli. Narcisi, ancora da Tampa. Cambia banda per Bertè che ci arriva. Bertè dentro per Praticò che tocca per ultima rimessa Molfetta. Batte Piccino in avanti, vediamo, non c'è stata deviazione e rimessa invertita. Pronta Tampa alla battuta della rimessa, posiziona correttamente il pallone sulla linea rossa e torna da Adrieli Bertè. Narcisi, Pratico controlla ancora per Narcisi, prova a partire Narcisi, bloccata da Calais, poi arriva Shanamea. Subito da Enrico, centralmente Luna, Enrico deve sbarazzarsi del pallone, Piccino, Luna, un po' complicata l'uscita dalla pressione e palla persa dal Molfetta, batte Tampa. Controfallo però di Bertè, troppa rapidità, palla che non era ferma sulla linea, possesso invertito. Enrico, palla alta per Calais che prova a partire nel corpo a corpo con Tampa, esce Sestari, fa sola palla. Bertè prova ad accendersi la numero 8, Tampa ancora, Bertè controlla, Bertè non passa su Calais, rimessa laterale. Poi movimenti sulla panchina della Roma, quello di Vanelli, mentre si alza Caballero per il Molfetta, mentre calcia Tampa, palla che non si abbassa, complice la deviazione di Ariana Piccino, sarà calcio d'angolo. Bertè alla battuta, viene dentro Pratico, palla sul fondo, il primo grande pericolo lo porta Silvia Pratico alla porta di Shanamea. Luna, palla un po' pigra, Bertè, Piccino a contrasto, alla meglio la Roma con Narcisi che pulisce la traiettoria tornando da Sestari, alza la testa il portierone della Roma, Piccino per un attimo, poi Praticò pensa al destro e lo lascia partire sul fondo. Due lampi di Silvia Praticò nel giro di 20 secondi, due grandi occasioni per la Roma. Shanamea, Calais non controlla, un po' di imprecisione nel Molfetta nell'uscire dalla pressione. Bertè con spazio da Pratico, prova a girarsi, contenuta dalla difesa del Molfetta. Allora Tampa, palla fuori. Shanamea rimetterà in gioco il pallone. Piccino non controlla. Narcisi allora
Sta un po' sbandando il Molfetta. Narcisi, Calais intercetta, anticipa tutti e riparte. Calais sola contro maglia giallorossa e Calais! Cost to cost di Calais. All'improvviso il Molfetta in vantaggio con il gol di Calais. Nel momento di maggiore difficoltà Calais anticipa sugli sviluppi della rimessa laterale, va da sola, si fa tutto il campo e poi beffa Anna Carolina Sestari. 1-0 Molfetta, ha segnato Calais dopo 2 minuti e 41, gol numero 6 del suo campionato. Tampa, Narcisi, Bertè. Ancora Narcisi, calcia Narcisi, Murata, Luna, Calais, palla fuori. Batte Narcisi, lascia lì per Bertè, finta, calcia, Murata ad Andrea Luna. Bertè fuori, Tampa, finta, gran giocata, Tampa ancora, allarga da Bertè, finta contro finta, torna indietro, Narcisi, allarga da Pratico, poi Narcisi, Bertè, si alza Luna sulle sue tracce, si torna da Pratico, Bertè, Tampa, avanza Tampa, ancora Tampa, fermata da Luna, da Calais, poi Bertè chiama in causa Sestari, controlla con la suola e avanza, rischia un po' ma la palla arriva in qualche modo a Bertè, Bertè da Pratico, ribalta il fronte per Tampa, Tampa perde l'attimo per calciare, la palla che poi è uscita, rinvio dal fondo per Sciannamea. Luna, partita piccino, Luna la cerca, Narcisi in vantaggio, riesce in qualche modo a tenere il pallone, poi Tampa alza un campanile, Bertè lo mantiene in campo, possesso giallo-rosso. Tampa, punta Enrico, va da sola, calcia Tampa, diagonale sul fondo. Fuori Narcisi, dentro Vanelli. Sciannamea lancia lungo. Calais, sola contro 3 maglie giallo-rosse, va a terra, non c'è fallo, Luna. All'indietro da Marfil Enrico. Ancora Enrico, bene da Calais. Scarica da Luna, in avanti da Enrico, grande azione del Molfetta, grande copertura preventiva di Praticò, rimessa laterale. Enrico, Calais, Enrico, Calais, piccino, davanti c'è Luna, cercata, non trovata. Dentro Neroni, che tocca adesso il pallone numero 1 del suo incontro al posto di Pratico. Tampa intanto prova ad andare da sola, ne salta una, la seconda è Calais che protegge in maniera magistrale il pallone. Rinvio dal fondo. 2 cambi pronti anche per il Molfetta, 2 cambi spagnoli, Vanessa e Caballero. Sciannamea deve velocizzare l'uscita, sbaglia il passaggio, rimessa laterale Bertè. Dietro da Vanelli. Tampa, Bertè lascia scorrere Vanelli, ce l'ha sul destro, prova comunque a imbucare sul secondo palo, non arriva nessuna però delle sue compagne. Ancora rimessa in gioco per Laura Sciannamea, mentre dentro Caballero, fuori Piccino. Sciannamea va al lancio lungo, Vanelli in anticipo di testa, bene per Tampa. Bertè, Tampa prova a prendere un po' di campo, Bertè, larga Vanelli che non controlla, palla fuori. Fuori Luna, dentro Vanessa, all'esordio stagionale al Palapoli, lei che è arrivata durante la sosta. Attenzione a Bertè che ruba un buon pallone, prova a partire da sola Bertè, Calais per un attimo perché poi c'è Tampa da Vanelli. Sciannamea chiude il primo palo, calcio d'angolo.
Pronta Vanelli. Dentro per Tampa. Enrico ben posizionata. Non evita la rimessa laterale, quantomeno evita il tiro di Tampa. Sono andati via i primi 5 minuti del primo tempo. Tampa! Palla fuori. Chiede una deviazione per te. Non è d'accordo il signor Nappo. Rinvio dal fondo. Vanessa. Ancora un'uscita imprecisa però del Molfetta. Stavolta però complice la deviazione di Bertè. La rimessa è per la formazione padrona di casa. Attenzione perché la Roma si è dimenticata di Calè. Vanessa però non l'ha vista. Eccola Calè. Lavora per Vanessa in mezzo a due. Non controlla. Sestari facile. Vanelli. Attenzione perché c'è Tampa tutta sola. Vanelli la cerca e la trova. Tampa. Enrico sulle sue tracce. Riesce ad evitare guai. Vanessa da Caballero. Passa su Vanelli, non su Neroni. Capovolgimento di fronte. Vanessa per Caballero che è sola davanti a Sestari. Caballero, Sestari! Gran parata! E si resta sull'1-0. Passaggio a vuoto della difesa della Roma. Caballero a tu per tu, ipnotizzata da Sestari. Adesso deve battere veloce la rimessa. Vanessa prova l'imbucata. Facile Sestari, che ne ha viste di peggiori qualche istante fa. Fuori Bertè, torna dentro Praticò. Pronta ad entrare anche Ilaria Ceccobelli, capitano della Roma, con la maglia numero 4. Vanelli, va da sola, Vanelli ce l'ha sul piede, buono! Non ci arriva per millimetri Praticò sul secondo palo. Adesso partita piacevole, occasioni da una parte, occasioni dall'altra. Shanamea. Calè. Palla a memoria, troppo profonda. Termina direttamente fuori. Vanelli. Ceccobelli. Neroni. Praticò. Neroni, Ceccobelli. Giro palla giallorosso. Vanelli. Va via, secca, Caballero. Shanamea esce. Anticipa tutti, rimessa laterale. Vanelli gioca dietro per Ceccobelli, tiro potente ma respinto da Vanessa Jimenez. Mentre è pronta Dell'Ernia, pronta anche Simona Ginosa. Altri due cambi per Misteriezzi. Vanelli dietro, addirittura da Sestari. Allora prova a giocare con il quinto la Roma. Avanza Sestari. Centrale, Ceccobelli, Vanelli. Non passa stavolta su Caballero. Poi aiuta l'avversario a rialzarsi. Vanelli, Neroni. Ceccobelli. Ancora Neroni, alza la pressione il Molfetta. Si torna allora da Sestari, che alza il campanile. Enrico anticipa tutte, Caballero non controlla. Vanelli sì, Ceccobelli. Vanelli. Neroni non passa su Calè, poi vince il rimpallo e trova in grande modo Ceccobelli che avanza. Enrico intercetta, prova a ripartire. Caballero salta la prima. Caballero dentro da Enrico. L'anticipo di Sestari che fa correre Praticò in 2 contro 1. Non controlla subito Praticò. Allora Calè fiuta la vittima e lontana il pallone con potenza. Ancora da Sestari. Un po' di confusione ma partita gradevole al Palapoli. Sono andati via i primi 8 del primo tempo. 1-0, Molfetta decide Calè. Narcisi. La palla è sul suo piede destro. Torna indietro da Neroni. Poi Praticò chiede palla. Neroni ci pensa e cambia banda. Dalle parti di Ceccobelli. Chiama in causa ancora Silvia Praticò. In avanti da Ceccobelli. Ha spazio per caricare il destro. Lo finta. Poi torna indietro. Ma trova l'opposizione di Caballero che riparte da sola. Contro 3. Si scontrano Praticò e Narcisi. Alla fine il rimpallo premia la Roma. Con Praticò ancora in possesso palla per Neroni. Larga Narcisi riceve. Pronta a tornare dentro anche Luna. Nel frattempo Ceccobelli con un po' di spazio. Rischia tanto. Poi in qualche modo la palla arriva. Praticò la protegge. Spalla alla porta. Enrico in estirata. Sarà rimessa laterale per il Molfetta. Secondo il signor Antonio Nappo della sezione di Ercolano. Dentro Ginosa. Fuori Calè. Enrico. Vanessa in avanti, Caballero col petto
pressata forte da Narcisi, si torna da Vanessa che prova a imbeccare Ginosa, in qualche modo Neroni anticipa, Praticò non controlla, Enrico sì, alza la testa e cambia banda, bene per Caballero, finta di Caballero che salta Neroni, va da sola, Caballero, Ginosa contro Sestari, ancora Sestari, determinante in uscita. Secondo grande intervento del pomeriggio di Sestari. Ginosa batte la rimessa per Caballero sul fondo. Applausi convinti del Palapoli. Partita che il Molfetta ha interpretato nel modo giusto. Tampa. Narcisi. Ceccobelli. 1 contro 1 con Ginosa. Pratico. Torna indietro da Ceccobelli. Larga Narcisi. La palla è per la 6. Davanti a sé Caballero. La velocità di Narcisi che salta la prima. Mette al centro Vanessa. Anticipa Ceccobelli in maniera determinante. Fuori Praticò. Dentro con la 11 Francesca Lucentini. Narcisi fuori, Ceccobelli calcia, palla che non si abbassa e termina alta. Fuori Caballero, dentro Luna. Scianamea, proprio dalla spagnola. Pressa, rischia su Narcisi, Dell'Ernia allontana la minaccia. Ginosa prova a partire, è in vantaggio su Ceccobelli, la prende Ginosa, poi si gira forse dal lato sbagliato. Sestari, Zampa, con personalità e qualità la Roma riparte. La velocità di Tampa, Tampa, Tampa! 1-1, ha pareggiato Tampa. Grande fuga sulla banda di Tampa e poi destro potente. Pareggio Roma in ripartenza con Tampa. Al 10° minuto del primo tempo, tutto in equilibrio al Palapoli con il gol di Tampa. Dell'Ernia, Vanessa in avanti, Ginosa non controlla, rinvio per Sestari e così come il Molfetta aveva segnato nel momento forse peggiore del suo primo tempo, così la Roma ha trovato il gol del pari proprio nel momento in cui aveva rischiato di imbarcare un po' di acqua con le due grandi parate in uscita di Sestari. Tampa, Ceccobelli, Tampa in avanti, Dell'Ernia prima di Lucentini, ma il tocco finale è il suo, la rimessa è giallorossa, è pronta a tornare dentro Bertè, mentre Misteriesi ha chiamato Chiara Pernazza, pronto a fare il suo debutto in questo pomeriggio. Narcisi, Tampa, Narcisi, sbaglia il passaggio, Ginosa intercetta, non controlla poi la sfera, rimessa laterale ancora a favore della Roma, fuori Capitan Ceccobelli, dentro Bertè. Tampa riceve l'ex giocatrice del Bitonto, Bertè, gran giocata di Bertè, Dell'Ernia salva il Molfetta rischiando l'autogol ma mettendola in calcio d'angolo. Bertè fuori, Tampa controlla, sposta, calcia, Scianamea la vede all'ultimo e in qualche modo la para. Pronta Bertè, dietro ancora da Tampa, Bertè si gira, Bertè, Dell'Ernia intercetta e prova a ripartire, tracciante per Ginosa, per un attimo Narcisi, poi Vanessa, ancora da Dell'Ernia, dietro c'è Luna, alza la testa la spagnola, palla un po' pigra per Dell'Ernia che la protegge molto molto bene sulla pressione di Lucentini, poi Scianamea in avanti dove però non ci sono compagni di squadra, c'è solo Sestari. Tampa, Narcisi con spazio, servita, studia il da farsi, cerca una compagna libera, la trova in Tampa in banda opposta, 1 contro 1 con Simona Ginosa, torna indietro, Narcisi deve però inseguire questo pallone, perdendo forse l'attimo giusto, allora riparte ancora da Tampa, finta, controfinta, Stampa, va da sola e torna da Bertè, attenzione perché quella può essere già zona tira per la 8, perde l'attimo per calciare, Ginosa intercetta, poi prova ad autolanciarsi, in qualche modo ci arriva, 3 contro 0, arriva però determinante Tampa a salvare la Roma. Pronta Vanessa. Forte al centro, non trova deviazioni, rimessa laterale per la Roma.
Fuori Vanessa, dentro Pernazza. La scelta di Mister Iessi. 7,54 ancora in questo primo tempo. Tampa Bertè, Vanelli, Neroni, Tampa, movimento senza palla di Vanelli. Tampa cambia banda e va ancora da Bertè, poi Neroni non la prende, Ginosa sì, 2 contro 1. Ginosa lascia lì per Dell'Ernia che chiude il triangolo, Ginosa ancora, Sestari, poi Luna in qualche modo colpisce Tampa e la palla torna tra le braccia di Sestari. Ancora un'occasione in ripartenza per il Molfetta, anche se qui la formazione biancorossa è messa un po' male in fase di non possesso. Prova ad approfittarne Neroni, dentro da Vanelli, piede perno, si gira, Pernazza con un grande senso della posizione, evita il peggio, poi prova a far correre Bertè, Ginosa e Vanelli la mette in rimessa laterale. Non c'è un attimo di sosta, 1-1, ma partita davvero davvero molto bella. Dentro Enrico, a breve torna dentro Calè. Luna rischia tanto su Bertè, poi la butta in avanti, Tampa in anticipo, Tampa, palla fuori. Vediamo se c'è stata deviazione. Mi sembra di no. No, rinvio dal fondo. Fuori Luna, dentro Calè, mentre Shanamea chiama l'uscita dalla pressione alle sue compagni di squadra. E lancia lontano per Calè che no, però non può arrivare su quel pallone. Vanelli, Bertè, Tampa, alza la testa, va da sola, calcia, palla fuori. Shanamea rimette in gioco il pallone, trovando Calè, partita Enrico, Calè la cerca, è una gran palla e Sestari bravissima nel mettere la mano. Che palla aveva dato Calè, Vanelli mezzo a 2, non passa sulla pressione di Dell'Ernia, rimessa per la Roma. Vanelli batterà lei, calcia forte, non trova però né una deviazione né la porta, rinvio dal fondo per Laura Shanamea. Portiere classe 98 della femminile Molfetta. Lancia lontano per Enrico che calcia al volo! Fuori di pochissimo! Occasionissima per il raddoppio del Molfetta. Sull'asse Shanamea Enrico. Vanelli. La Roma ha già rimesso in gioco la sfera. Ceccobelli, non c'è davvero un minimo di pausa. Neroni. Brutta palla, Calè la legge e anticipa tutte. Poi Pernazza. Sbaglia il passaggio di ritorno, chiede scusa. Ceccobelli, Neroni chiede palla e la riceve Gabi Vanelli, l'ex giocatrice della kickoff. Avanza, poi Neroni, finta di Neroni, praticò, non controlla sul suggerimento della classe 2002. Mentre fuori Dell'Ernia, dentro Piccinno. Pernazza in avanti, con una volta però poco precisa. Vanelli, 5:30 da giocare in questo primo tempo, 1-1. Ceccobelli, Vanelli, Neroni, lì davanti praticò, Neroni finta e cambia banda, ancora da Gabi Vanelli. Avanza, Vanelli, calcia! Fuori di pochissimo, chiede una deviazione a gran voce, stavolta la ottiene. Calcio d'angolo allora per la Women Roma. Occhio ai blocchi per liberare il mancino di Vanelli. Eccola la palla per Vanelli, Shanamea si supera, poi pratico, murata da Marfil Enrico. C'era un'autostrada per Vanelli, brava Shanamea, di puro istinto, in spaccata a dirle di no. Vanelli lascia lì per Neroni, che perde l'attimo per calciare, poi Piccinno e Calè proteggono il pallone che fuoriesce dal campo e termina il rinvio dal fondo per il portiere, oggi eccezionalmente con la 3, che combina un mezzo pasticcio con le mani. Alla fine il pallone termina fuori. Shanamea lontano, Enrico a fare sportellate con Praticò che protegge la traiettoria del pallone.
Vanelli, 4:46 da giocare. Pronto a tornare dentro Ilenia Caballero per il Molfetta. Ceccobelli, Vanelli se la sposta, Vanelli salta la prima, salta la seconda, calcia! Scianamea in 3 tempi le dice di no. Tutto il talento qui di Gabi Vanelli. Fuori per Nazza, dentro Caballero. Scianamea si alza e offre un'altra linea di passaggio. Piccinno pressata da Neroni, alla meglio la 8 del Molfetta. Bene da Caballero, larga c'è Calais, Caballero non l'ha vista però. Allora Piccinno in avanti, dove c'è Sestari. Neroni avanza, Enrico anticipa, Praticò, va da Caballero, riparte in 3 contro 2 il Molfetta. Caballero, Enrico, Caballero ancora! Vanelli salva la Roma in estirada. Batte Caballero, fuori da Ceccobelli, che però non è sua compagna di squadra, allora rimessa Molfetta. Piccino lascia lì, Scianamea di prima intenzione. Palla fuori, Tampa, Bertè, Narcisi dentro per la Roma. (3:47 da giocare). Adesso momento chiave della sfida perché è importante. Attenzione a Tampa che calcia, palla fuori, dicevamo importante per entrambe le squadre cercare di finire in vantaggio il primo tempo, anche per dare uno scossone emotivo a questa bellissima sfida del Palapoli. Scianamea chiama Calais che va lontano da Caballero, controlla, diventa quasi un assist per Enrico. Tampa prima di lei, poi ancora Sestari, il velo involontario di Narcisi, libera Praticò per Bertè. 2-1 Roma, ancora in ripartenza, a vola, stavolta segna Bertè. Il velo di Narcisi ha liberato Praticò, brava ed altruista a servire sul secondo palo Bertè, che col destro di lì non sbaglia. 2-1 Women Roma, a 3:21 dall'intervallo, il gol di Adrieli Bertè. Piccino, Enrico, Calais scambia con Enrico, Caballero, Calais in avanti, Bertè prima di Enrico, poi Narcisi, avanza lei, Narcisi ce l'ha sul destro, Calais usa il fisico e la mette in corner. Pronta Narcisi, Lucentini colpisce Enrico, poi Piccino, la palla resta lì, l'ultimo tocco è di Bertè, la rimessa è biancorossa. Enrico, Calais, brutta palla persa dal Molfetta, Enrico salva, Tampa, Narcisi, Lucentini, Tampa, davanti a sé Calais, si va da Bertè che ha spazio per calciare, Calais però intercetta per un attimo, poi per 2 attimi e poi conquista il pallone definitivamente. Caballero, Calais, Enrico, parallela lunga di Caballero non vista, allora Calais, non c'è nessuno però sulla sua destra, Calais un po' sconsolata, poi va in qualche modo da Caballero, da sola contro 3, non c'è fallo, si gioca. Lucentini, finta di corpo, Lucentini ancora all'indietro da Narcisi, ultimi 2 del primo tempo, sembra un po' stanco adesso il Molfetta che ha anche accusato il colpo del gol di Bertè. Lucentini, si alza Luna dalla panchina del Molfetta, Lucentini, Bertè, Tampa col tacco da Narcisi, Calais prima di tutte, Caballero prova a partire, salta l'avversaria, Caballero, salta anche Sestari, deve poi calciare e perde l'attimo giusto per farlo. Determinante Tampa, rimessa laterale e time out.
rimessa Calais, Piccino, Calais, calcia, murata da Lucentini, occhio a Tampa che può anche far partire la transizione offensiva. Eccola qui, Tampa, Bertè, Calais, col petto addirittura da terra. In modo molto strano ma in qualche modo efficace. Numero di Caballero su Narcisi, calcio di punizione. E qui manca forse il cartellino giallo, motivo delle proteste veementi del pubblico del Palapoli. Primo fallo commesso in questa partita da entrambe le squadre, partita fino a correttissima. Usa la diplomazia Ciccarelli con la panchina del Molfetta e al momento sembra aver ragione. Piccino alla battuta della punizione. Caballero, Enrico, Murata in rimessa laterale. L'ultimo tocco però è di Caballero. Bertè, Tampa, Lucentini non passa su Piccino. L'ultimo tocco è della 11 in maglia giallo-rossa. Un minuto al termine di questo primo tempo. Rimessa laterale per il Molfetta. Piccino cerca e trova Calais in mezzo a due. Calais non la riesce a tenere stavolta. Pronta Tampa. Narcisi per Tampa, contromovimento perfetto di Tampa che avanza. Tampa! Traversa incredibile. Occasione gigantesca per Tampa. Enrico lontano per Caballero che si allaccia ancora con Narcisi, tutto regolare. Narcisi, allora Caballero va in pressione, stavolta commette fallo, poi calcia e anche qui rischia tanto il giallo. Alla fine anche in questo caso non viene estratto il cartellino. Adesso il Molfetta si risistema nella sua metà campo, anche se Calais e Caballero accennano una pressione che quantomeno è vincente perché costringe Narcisi a buttare lontano la sfera. Scianamea, lancio lungo, Caballero la tiene col petto, pressata da Praticò, tocca per ultimo la spagnola, rimessa giallo-rossa. Sta un po' innervosendo adesso il Molfetta, ma c'è il time out chiamato da Celi Gallardo. ...28 secondi da giocare in questo primo tempo. Molfetta 1, Roma 2. Dopo il time out chiamato da Celi Gallardo, la Roma proverà ad orchestrare l'ultimo pericolo di questo primo tempo, con Tampa che rischia su Caballero che le rubia palla. Caballero perde l'attimo giusto, Tampa rinviene, poi ancora Caballero indemoniata sulle tracce dell'ex giocatrice del Bitonto che è costretta a metterla in rimessa laterale. Grande tentativo di Caballero. Calais intanto batte la rimessa, occhio al movimento di Piccino. Calais cerca il centro dell'area. Calais fuori da Enrico. Piccino, Praticò, intercetta, si trascina il pallone fuori. 6 secondi. Allora il Molfetta proverà probabilmente a calciare. Piccino lascia lì, Calais calcia, corner, 5 secondi. Allora il Molfetta può rimettere il pallone in gioco e cercare l'ultimo tiro. Con Calais alla battuta. Calais fuori,
Caballero con deviazione, il fallo è di Piccino su Pratico. 3 secondi, Tampa lancia lontano, intercetta Piccino, suona la sirena. Molfetta 1, Roma 2 all'intervallo. A risentirci per il secondo tempo di questa sfida.
Tornano in campo femminile, Molfetta e Women Roma, si riparte dal 2-1 giallorosse, dunque in vantaggio dopo i primi 20 minuti effettivi, il gol iniziale di Calais, poi la rimonta giallorossa con Tampa e Bertè, occasioni da una parte, occasioni dall'altra, la traversa incredibile di Tampa, le 3 grandi parate di Sestari. Primo tempo giocato su ritmi alti, molto piacevoli, adesso però tocca rituffarsi sulla ripresa che sta per iniziare in questo momento con Praticò, Neroni e Vanelli a giocare palla. Tampa parte lei, intercetta per un attimo Caballero, Neroni finta di corpo su Luna, Praticò la gira bene da Vanelli, contrasto con Calais, rimpallo giallo-rosso, Neroni cerca il tracciante per Tampa, Luna intercetta in rimessa laterale, fondamentale l'approccio a questa ripresa per entrambe le squadre. Vanelli, Tampa, Praticò, palla che è uscita, rimessa laterale. Luna in avanti, Caballero controlla, lavora spalla alla porta, poi cerca la girata verso i pali, facile Sestari. Tampa, finta di corpo, tutta la potenza di Tampa, non controlla Vanelli, Calais sì, contrasto, Calais alla meglio e riparte ancora, Calais straripante, Calais secondo palo, Caballero finisce in porta lei ma non il pallone, occasionissima Molfetta dopo 46 secondi, straripante Calais, Caballero si dispera per questione di millimetri, ha mancato l'appuntamento sul secondo palo, tirata al lucido Calais. Quest'oggi calcettista classe 90, ex Cascavel in Brasile, con cui ha vinto anche una Coppa Libertadores, ha giocato in Europa nel Benfica e ha vinto la Liga portoghese. Luna da Caballero intanto, Caballero 2-2 femminile Molfetta, l'ennesima perla di Lenia Caballero, sono 6 in questa stagione, 2-2 al Palapoli. L'avevamo detto, era importantissimo l'approccio a questa ripresa. Molfetta è partita bene, prima l'occasione sul secondo palo di Caballero e qui col destro dai 10 metri l'ha messa sotto l'incrocio. 2-2. Praticò, Neroni, tutto da rifare per la Roma. Vanelli adesso alza la pressione, il Molfetta che cerca di sfruttare il momentum della sfida. Prova a entrare in partita anche il pubblico del Palapoli. Enrico gira per Calais, centralmente Luna offre una linea di passaggio alla brasiliana, Vanelli intercetta e riparte contro Luna, bel corpo a corpo, palla che poi è uscita secondo il signor Ciccarelli. Rimessa Molfetta con Luna, Calais, palla per Enrico, la deve mettere giù, ci riesce, arriva il raddoppio di Praticò, nessuno le chiama l'avversario, cade Praticò, non c'è fallo, si gioca Luna per Caballero contro Sestari, cavola Luna sul fondo, ma che parata ha fatto Sestari su Caballero. Adesso protestano tutti, Sestari voleva il fallo in precedenza su Praticò, Luna chiedeva un fallo di mano probabilmente. Occasionissima per il 3-2 Molfetta, Sestari determinante su Caballero, poi Luna ha calciato fuori, Tampa con un po' di spazio se lo prende contro Luna, corpo a corpo, alla meglio Luna in calcio d'angolo, si è accesa anche la ripresa, è bastato davvero poco. Angolo Tampa, occhio al mancino di Vanelli, palla proprio dalla 12, Pratico da pivot, lavora questo pallone ma Calais la costringe a tornare da Sestari, alza la testa il portierone della nazionale italiana, Vanelli con un po' di spazio, Enrico intercetta, Luna alza la testa, è partito Enrico, Luna non se la sente, Calais colpisce Vanelli, guadagna rimessa, 2 minuti andati via, 2-2. Calais, Caballero batte troppo avanti Calais, peccato perché era un 2 contro 1 improvviso per il Molfetta. La motivazione era che Calais ha battuto 10 metri avanti la rimessa. Tampa calcia, fermata.
Tampa ancora su Calais. Vanelli. Tampa, terzo tentativo e terza respinta, stavolta però in calcio d'angolo. Vanelli alla battuta. Occhio a Tampa, che ha spazio per calciare, tripla deviazione, la palla resta lì, Enrico in qualche modo praticò, poi ancora Enrico in rimessa laterale. Brivido per Sciannamea, che Tampa ha calciato ed era tutta sola. Tampa dietro da Vanelli. Sestari. Vanelli con un'autostrada. Vanelli, Enrico intercetta, poi deve lanciare Caballero, sola contro il portiere, arriva anche Tampa, che riesce a disturbare Caballero, a impedirle di calciare in porta. Non c'è un attimo di tregua. Attenzione a Neroni, diagonale profonda di Bertè, Neroni sbaglia, Caballero intercetta, è partita Calais, Caballero l'ha vista, l'ha servita, ancora Sestari. Ceccobelli. Tampa sulla pressione a tutto campo di Calais. Palla per Bertè, centrale Ceccobelli con libertà e con personalità da Neroni. La diagonale profonda di Ceccobelli, Neroni finta e va da Bertè. L'estirata di Caballero mette palla in rimessa laterale. Squadre anche abbastanza lunghe adesso. E allora può essere un fattore la giocatrice appena entrata in campo, cioè Elisa Narcisi, che con la sua rapidità può dare un bello scossone a questa partita. Tampa intanto calcia sul fondo, un siluro di Tampa. Sciannamea, rinvio, riposo per Caballero, dentro Vanessa Jimenez, mentre Luna riceve palla e va proprio dalla connazionale con la 19. Lancio di Vanessa, buono per Luna, numero di Luna su Bertè, poi Ceccobelli protegge l'uscita di Sestari con qualche brivido, ma con positività. Bertè, Narcisi, Ceccobelli, Bertè, occhio a Ceccobelli che è sola. Enrico evita guai prendendola di fatto con il collo. Tampa, Narcisi, Tampa ancora, arriva Calais a metterla in rimessa laterale. Sta andando via il quarto minuto della ripresa. Sempre equilibrio, sempre 2-2 e sempre Tampa in possesso palla. Bella tracciante per Bertè. Luna in rimessa laterale. Narcisi cerca Ceccobelli. Vanessa anticipa tutte, sarà rimessa per la Roma ma dalla banda opposta. Ceccobelli da Tampa, a spazio, Tampa in buca d'angolo, sempre Tampa, 3-2 Roma. Dalla rimessa laterale Tampa si è spostata il pallone sul destro e poi l'ha messa all'angolino, non ci arriva Sciannamea con la spaccata. 3-2 Roma, torna avanti il roster allenato da Celi Gagliardo dopo 4 minuti e 15 secondi, tutto da rifare perché la Roma è tornata in vantaggio con la sua campionessa del mondo. Enrico, Vanessa, parallela per Calais, corpo a corpo con Bertè che ha la meglio stavolta. Tampa, Ceccobelli, Narcisi, Bertè, Tampa, intercetta per un secondo Vanessa, Narcisi va da sola, cerca il secondo palo, Bertè però non era partita, rimessa Molfetta, che dopo il 2-2 aveva avuto con Caballero la palla per andare avanti. Ancora brava Sestari a dirle di no. Luna in avanti, un po' impreciso questo lancio dell'ex giocatrice del Rubì. Ceccobelli, capitano giallorosso, ancora da Tampa, finta di Tampa, larga da Bertè, anzi da Narcisi che va, calcia, Sciannamea non perfetta, poi Bertè sul fondo, grazie al Molfetta. Forse non si aspettava un pallone così sul mancino. E occasione Roma, vicina al quarto del pomeriggio. Sciannamea non ha soluzioni
e butta lontano il pallone. Piccolo passaggio a vuoto del Molfetta, che adesso si deve riorganizzare, soprattutto dal punto di vista mentale, e restare aggrappata alla partita. Berthe, Narcisi con Calais, respinta con perdite l'ex Foligno. Poi Luna in avanti con deviazione, chiede un fallo di mano che non c'è. Tampa e a puntare Vanessa. Tampa, Scianamea in qualche modo in rimessa laterale. Fuori Tampa, dentro Pratico. Berthe, 6 minuti stellari di Tampa in questa ripresa. Narcisi, messa male la difesa biancorossa, prova ad approfittarne Cecobelli, che trova Praticò, che torna indietro da Narcisi, larga c'è Berthe. Narcisi si complica un po' la vita, riparte da Sestari, bene Sestari, poi da Praticò, il movimento di Narcisi. Praticò porta palla e va da Cecobelli, cerca il secondo palo con deviazione, beffa Scianamea. 4-2 Roma con il gol di Cecobelli. 4-2 Roma, il secondo palo cercato da Cecobelli, trova la deviazione credo di Luna, beffata Laura Scianamea. 4-2 Roma, che nel giro di un minuto e mezzo scappa subito in questa ripresa. Dentro Piccinno, Vanessa, Piccinno, Luna, Calais chiude il triangolo, Luna va da sola, Luna fermata da Narcisi in rimessa laterale. Pronta Calais, Luna murata da Narcisi, sarà ancora rimessa. Pronta ancora Calais, cercata Luna, imbucata con deviazione, calcio d'angolo. Batte Calais, Luna, Calais, cerca Vanessa, la tocca quel tanto che basta Sestari. Piccinno imbuca e Calais sul secondo palo non riesce a correggerla in rete, toccando per ultima. Colossale occasione Molfetta con Calais sul secondo palo. Sestari rimette in gioco il pallone. Da Cecobelli, Vanelli, Cecobelli ancora, Berthe. Alza la pressione il Molfetta, allora Berthe. Vanessa intercetta, ma non riesce ad autolanciarsi. Poi mette palla in rimessa laterale. Carica le sue compagne, l'ex giocatrice della VIP, che alza questo campanile. Berthe prima di Calais. Vanelli ha il problema di metterla giù, lo fa con grande classe per Cecobelli. Le finte di Cecobelli, Praticò, la tocca quel tanto che basta. Luna chiude la traiettoria di passaggio a Vanelli. Sarà rimessa laterale per la Roma quando sono andati via 7 minuti in questa ripresa, con la Roma avanti di 2. Cecobelli, Vanelli, fermata da Calais. Luna prova a far correre Vanessa, è una buona idea, ma Vanelli è in vantaggio sulla spagnola del Molfetta e riesce a proteggere il rinvio dal fondo. Fuori Berthe, rientra Tampa. Sestari, Tampa, partita Vanelli, l'ha servita Tampa, Scianamea esce e anticipa tutte. Calais 2 contro 2, va Calais, cerca Vanessa, non si intendono, rimessa laterale per la Roma. Tampa, avanza lei, occhio al movimento di Vanelli, premiato, resiste e allarga da Neroni. Neroni sola contro 4 maglie gialle, passa Neroni, arriva Luna con le buone secondo l'arbitro, non c'è fallo. Calais, palla un po' complicata, Vanessa evita il guai, ma non la rimessa laterale. Adesso Molfetta ha sicuramente abbassato il ritmo, ha sicuramente accusato il colpo del 4-2 di Cecobelli. Bisogno di una scintilla alla formazione allenata da Diego Iessi. Sestari, avanza lei,
Larga Vanelli, le offre una linea di passaggio. Cercata e trovata la 12, che calcia da centrocampo, ma dopo essersi trascinata il pallone oltre la linea rossa sarà rimessa laterale per il Molfetta. Pronta Dell'Ernia a tornare dentro. Piccino prova a far correre Vanessa. Vanelli interviene, rimessa laterale ancora. Vanessa batte veloce, Calais deve lottare e per resistere Calais va a terra, non c'è fallo, poi tocca anche per ultimo, sarà rinvio dal fondo. Problemino adesso per Calais, probabilmente una pallonata all'altezza dello stomaco. Siamo distanti, ma ci sembra che sia lì la problematica per la calcettista classe 90 del Molfetta. Che si rialza tra gli applausi del Palapoli. 11 minuti, 39 secondi da giocare. Molfetta 2, Women Roma 4. Dell'Ernia e Caballero, le due pronte a subentrare in casa Molfetta dopo l'intervento dello Spazzolone e dopo che Sestari mette in gioco Tampa, che ha subito un po' di spazio e aggredisce il campo. Tampa va via, Tampa! Che gol di Tampa! Non ci crede neanche lei. Questa è una meraviglia. 5-2 di Tampa. Davvero incredibile la traiettoria trovata dalla calcettista brasiliana. 5-2 Tampa. Palla che si va ad incastonare sotto l'incrocio dei pali. 5-2. Roma avanti di 3. Vanessa in avanti. Caballero fermata da Tampa. Luna, Caballero, Piccino in avanti, Neroni, Luna per un attimo, poi va a terra, non c'è fallo di Vanelli, ripartita Neroni. Neroni larga da Lucentini, esce Scianamea, fa sul pallone, Caballero prova ad armare la ripartenza biancorossa per Luna. Tracciante profondo per Vanessa che si impegna ma non la mantiene in campo. È pronta Dell'Ernia con la maglia del portiere di movimento. Sestari, Vanelli, Tampa, non trova Lucentini. Dentro Dell'Ernia, quinto di movimento Molfetta con 10:45 da giocare. Piccino, Dell'Ernia, Piccino, Dell'Ernia, Vanessa, in buca, Vanelli, poi Luna anticipata in maniera provvidenziale da Lucentini. Rimessa Molfetta ancora. Un problemino intanto anche per Scianamea in panchina. Piccino, Dell'Ernia, Piccino, Luna in buca, Vanessa anticipata da Neroni, la chiama Sestari che la fa sua e lancia Vanelli. Adesso c'è Dell'Ernia però tra i pali del Molfetta. Vanelli larga, Lucentini, Lucentini secondo palo, Caballero salva sulla linea. Batte Neroni. Vanelli a contrasto, Vanessa mette ordine, Caballero, Vanessa, palla ancora per Caballero, non si intende con Piccino. Pronta Vanelli, dietro da Tampa. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. La Roma è avanti di 3 e attacca con Lucentini. Vanelli, Tampa, Piccino anticipa Lucentini, Caballero per il 2 contro 1 del Molfetta, va da sola Caballero, Tampa ancora una volta determinante in ripiegamento difensivo, poi Sestari subito da Vanelli, anzi Neroni scusate, si propone Vanelli, non servita da Neroni che aveva immaginato per la compagna un movimento diverso. Piccino, Vanessa, lascia lì per Luna,
Poi Caballero alza la testa, non ha compagnie libere, c'è la pressione di Lucentini, Sciannamea, Vanessa. In avanti, non trova Piccino, Tampa, Vanelli. Si sposta il pallone sul mancino, Tampa converge verso il centro, Lucentini passa, Tampa no, su Piccino, brava la numero 8 del Molfetta perché il possesso è il suo, rientra Dell'Ernia. Ma adesso alza la pressione la Roma per impedire al Molfetta di giocare col quinto. Vanelli anticipa, adesso non c'è il portiere. Lucentini passa su Piccino, palla che è uscita però, rimessa laterale, 8,57 da giocare. Torna dentro Calè. Rimessa Molfetta. Si abbassa la Roma, stavolta accetta di difendere in 5 contro 4. Calè, Piccino, Dell'Ernia, Piccino, Calè, Caballero, in buca, fermata però da Bertè. Un po' troppo lento questo giro palo del Molfetta. Piccino, Dell'Ernia, Piccino, arriva anche Calè. Servita adesso, Calè, Dell'Ernia, cerca l'imbucata, fermata da Elisa Narcisi. Attenzione perché la Roma fa un cambio e rimane per un attimo in 5 contro 3, non ne approfitta il Molfetta che ha però ancora il pallone con Dell'Ernia. Calè, non prova Caballero. Fuori Lucentini, dentro Masini per la Roma. Sestari si deve sbarazzare del pallone allo scadere dei 4 secondi. Masini poi, Bertè, finta di corpo, Bertè avanza, Masini, controllo, ancora Luna sulle sue tracce, ruba palla, non passa Caballero, Bertè, Piccino, intercetta, calcia sul fondo. Fuori Piccino e dentro Enrico. Narcisi, Masini, Bertè, Enrico anticipa per Caballero, si mette in proprio Caballero, Narcisi capisce tutto, interviene, ruba palla e fa partire Silvia Praticò. Troppo lungo il suggerimento per la giocatrice calabrese della Roma. Rinvio dal fondo Sciannamea, 7,40 da giocare. Dell'Ernia è sempre lì, pronta a tornare dentro con la maglia nera. Luna alza un campanile, Enrico la prende ma non la indirizza verso una compagna. Narcisi calcia, deviazione, rimessa laterale per la Roma che adesso prende anche un po' di fiato. Bertè, Masini, da rifare però questa rimessa. Masini, Narcisi, Praticò, palla che non passa. Luna, Calè, Caballero, è partita Luna, la cerca Caballero, brava Praticò in anticipo, poi Luna ruba palla e va da Caballero, sola contro 2, la lascia lì, gran palla per Luna. Sestari in 2 tempi, grande occasione per il Molfetta. Sestari passa il pallone a Narcisi mentre Praticò chiede il cambio e va in panchina. Tampa, Narcisi, avanza lei, finte di Narcisi, torna indietro sulla pressione di Enrico che gliela sporca in rimessa laterale. La pressione feroce del Molfetta. Sarà Pernazza adesso con la maglia del power play per il Molfetta. Non più Dell'Ernia, Sestari intanto, Ceccobelli, Dell'Ernia ruba palla, Calè, sbaglia Calè, Narcisi prova ad approfittarne, Narcisi in mezzo a 2, Ceccobelli calcia, deviazione, Dell'Ernia forse evita la rimessa laterale, cerca la solita Caballero che tocca il pallone, Narcisi prima di Calè, rimessa laterale, 6,20, time out femminile Molfetta per organizzare gli ultimi assalti alla difesa della Roma.
6 minuti e 20 secondi al Palapoli. Molfetta 2, Women Roma 5. Dopo il time out di mister Diego Iessi c'è Chiara Pernazza con la maglia nera dell'Ernia. Intercetta Bertè, Bertè, non c'è il portiere. 6-2, Adrieli Bertè punisce il power play biancorossa e mette a più 4 la Roma. Dell'Ernia, Calais, dell'Ernia ancora, Luna, Bertè è sola, non calcia e va da Narcisi, non c'è il portiere, Narcisi salva dell'Ernia sulla linea. Non funziona il giro palla biancorosso, la Roma stava per approfittarne nuovamente. Angolo Bertè, fuori da Ceccobelli, Masini controlla davanti a sé, Luna, la suolata è buona per Luna, Caballero avanza da sola, Caballero rimontata da Narcisi. Adesso anche un po' di rassegnazione nei volti, negli sguardi delle giocatrici biancorosse. Pronta Pernazza, dell'Ernia, Calais, dell'Ernia, ancora Bertè in pressione, allora Luna, dell'Ernia alza la testa, cerca Calais, non la trova, rinvio dal fondo per Sestari. Nel prossimo turno la Roma ospiterà la kick-off femminile. Molfetta invece impegnata nel derby post natalizio contro il Bitonto. Dell'Ernia anticipa Bertè, Calais controlla, Luna dentro Pernazza con la maglia nera. Ultimi 5 minuti, ha una montagna da scalare il Molfetta, ma ci prova con personalità, con Dell'Ernia e con Calais. Larga Luna, servita adesso la spagnola, controllo non felice, palla lavorata in qualche modo per Calais. Dell'Ernia ancora da Luna, avanza la Nova, in movimento sul secondo palo di Caballero, non servita. Pernazza chiude il triangolo, Luna, Caballero, Sestari ancora determinante per 2 volte, poi Narcisi avanza, Bertè, non c'è il portiere, Narcisi a porta vuota calcia fuori. Fuori dell'Ernia, dentro Piccino, rientra Scianamea per rimettere in gioco il pallone. Lontano Scianamea, cerca Piccino che arriva prima di tutte, Sestari ci mette l'avambraccio, calcio d'angolo. Ci sono anche le manoni di Anna Carolina Sestari su questo risultato della Roma. Caballero gioca per Piccino, Piccino, non arriva Caballero, Piccino, Calais, Piccino, Luna, Piccino, Luna ancora, Pernazza la mantiene in campo, Vanelli la ruba e guadagna il possesso. Dentro Farinelli, fuori Sestari. Bertè, Vanelli, la palla è uscita, cambiato il portiere. Seli Gagliardo, non sappiamo se c'è qualche problema mentre ci prova col tacco Caballero. Luna non chiude il secondo palo, tagliava verso il centro. Luna intercetta, Caballero, Luna ancora, avanza, calcia, Farinelli col piede. Pernazza, brutto pallone, Piccino intercetta, Bertè, non c'è ancora il portiere, Vanelli va da sola, Calais
Partita mostruosa di Calais. Caballero guadagna rimessa laterale. Pronta Caballero. Subito da Calais. Piccinno chiede palla. Calais alza la testa e va dalla 8. Poi Pernazza. Piccinno. Calais. Pernazza si deve girare. Torna indietro da Calais, che calcia con deviazione, calcio d'angolo. 3:15 da giocare. Sempre 4 gol da recuperare per il Molfetta, che attacca ancora col corner di Pernazza. Giocato per Piccinno. Calcia! Incrocio dei pali di Piccinno, anche un po' sfortunata la giocatrice salentina del Molfetta. Tampa. Avanza lei, Luna per un attimo. Vanelli in rimessa laterale per il Molfetta. Batterà Piccinno, anzi no, batterà Pernazza. Piccinno. Calais. Piccinno. Calais chiede un po' di ritmo adesso al giro palla il Molfetta. Calais per Caballero, a spazio, calcia Farinelli, la palla resta per Luna, torna indietro da Calais, lascia lì per Piccinno. Calais, larga Caballero, Calais va ancora da Luna. Calais. Piccinno. Stavolta da Caballero sì. L'imbucata Farinella in qualche modo. Poi Masini in rimessa laterale. Continua a tirare il Molfetta senza però trovare la via del gol. Piccinno. Pernazza Piccinno. Luna. Imbuca, bravissima. Acqua fredda. In rimessa laterale. Luna. Piccinno non la prende, Vanelli non c'è, il portiere la chiude. Gabi Vanelli, 7-2 per la Roma, a 2 minuti dalla fine. Il mancino vincente di Vanelli chiude definitivamente i giochi. Rientra Sciannamea tra i pali. Luna, al di là del passivo, Molfetta ha fatto una prestazione gagliarda, mettendo per lunghi tratti in difficoltà la Roma. Poi nel finale soprattutto con, attenzione intanto a Vanelli che lascia lì per Tampa. Piccinno interviene, scivolata di Acquafredda, rimessa Molfetta. Dicevamo poi la Roma soprattutto nel finale, sfruttando l'assenza del portiere di ruolo, è riuscita a scappare via nel punteggio. Non è ancora finita, Tampa può calciare. Luna in calcio d'angolo. Poi Ceccobelli murata da Piccinno. Calais prova a far correre Caballero, palla per la 10. Caballero imbuca, Calais non c'è il portiere, palla fuori. Ceccobelli, mancata forse anche un po' di lucidità al Molfetta sotto porta. Non è mancata alla Roma. Abbiamo avuto anche la fortuna di assistere alla meraviglia di Tampa, il gol del 5-2, un gol che sicuramente rivedremo a lungo. Mancino dalla lunga distanza, da posizione lefilata, palla che si incastona sotto l'incrocio dei pali. Piccinno prova a calciare verso Caballero, non la trova. Un minuto ancora da giocare. Dicevamo nel prossimo turno Bitonto femminile Molfetta e Women Roma Kickoff che ho già perso in casa contro la capolista CMB. Resta quindi a -3 la formazione di Gagliardo dalla capolista lucana. Prossimo turno sarà quello con cui si concluderà il 2025 della Serie A Tesis. Mentre c'è il calcio d'angolo per Acquafredda che non riesce a correggere in porta. Piccinno non ha compagnie libere, deve cercare allora la profondità. Tampa prima di Caballero. Tampa, Vanelli, avanza Vanelli,
Bene il pallone in banda, Ceccobelli da Tampa, ancora Scianamea, stavolta con i piedi a dirle di no, poi rimessa Molfetta. Scianamea, ultimi 20 secondi, avanza il portiere biancorosso, poi Calè, 14 secondi, vediamo se il Molfetta riesce a creare un'ultima azione. Piccinno, Caballero, suolata per Luna, anticipata da Acquafredda, Vanelli, 5 secondi e l'ultimo tiro, Vanelli al centro, palla sul fondo, ci ha provato Valentina Acquafredda, palla fuori, 3 secondi al termine, e allora sul rinvio di Scianamea terminerà questa partita. Suona adesso la sirena, scorrono i titoli di coda su Femminile Molfetta Women Roma. Da Gabriele Papolla è tutto, l'augurio di un buon Natale, a risentirci per le grandi emozioni del futsal.